Benvenuti nello spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission. Io sono Jacopo Cressa, direttore della Veneto Film Commission. Sono qui solo in veste di padrone di casa per darvi il benvenuto e per passare la parola a Rosetta Sannelli, che vi introdurrà i suoi ospiti e vi presenterà l'edizione di quest'anno del premio Chineo, un premio che ci fa piacere ospitare, con il quale abbiamo progetti di collaborazione che vorrei diventassero sempre più stretta. Non vi rubo altro tempo, grazie di essere venuti. Avrete la possibilità di bere un bicchiere di prosecco a fine di questo panel, di questa presentazione, e grazie ancora Rosetta, ti lascio la parola. Benvenuta. Grazie. Posso togliere la mascherina per parlare oppure? Normalmente abbiamo le distanze senza mascherina. Ecco, va bene, grazie. Allora, innanzitutto vorrei continuare dicendo che abbiamo il patrocinio della Regione Veneto e sono molto orgogliosa perché è già il secondo anno che abbiamo il patrocinio e a Venezia mi sento di casa più che a casa mia, perché tutto il mio lavoro si svolge qui, sia sul cinema sia su altri aspetti, e questo comunque è la 19ª edizione del premio Chineo. Se consideriamo l'anno della presentazione dove abbiamo fatto un progetto speciale, sono 20 anni. Comunque i 20 anni li faremo l'anno prossimo con una bella festa qui con Jacopo e con tutti i miei, tutti i miei amici che mi hanno accompagnato in questo periodo. Allora, innanzitutto passo la parola a Valentina Martelli, che anche lei è qui di casa e con la quale abbiamo una bellissima collaborazione. Lei sta a Los Angeles, è corrispondente della RAI e però qui è in veste di promotrice di un festival molto importante che porta la creatività italiana della televisione, soprattutto nel mercato americano, che è molto importante, e collaboriamo su questo progetto. Grazie Rosetta, buongiorno a tutti. ITV Festival, che è il nome del festival che si tiene a Los Angeles dal 2019, organizzato da Good Girls Planet, oltre a me Valentina Martelli, la mia socia Cristina Scognamillo e un'altra che è Francesca Scorcucchi, che in questo momento è a Los Angeles. È nato proprio per promuovere quello che è il mondo dell'audiovisivo italiano nel mercato più importante, che è il mercato proprio americano. Un mercato che è cambiato, che sta osservando con grande attenzione come si muovono tutti gli altri produttori mondiali per promuovere un'offerta sempre più attenta, di qualità e qualificata al pubblico internazionale. Lo sappiamo che ormai la televisione con le piattaforme è televisore anche al di là della televisione in se stessa, quindi tutti quanti usufruiamo tramite smartphone, televisione, altri device di quello che è un prodotto audiovisivo. L'Italia sta facendo grandissimi passi avanti, dalle serie televisive ai documentari e ai prodotti web. Rosetta l'anno scorso ci ha chiesto di essere parte di questa nuova avventura del Chineo New Generation e assieme abbiamo creato il premio ITV Chineo, che verrà consegnato quest'anno a una regista italiana che si occupa di animazione, che è Cinzia Angelini, che sarà poi un altro premio anche che è un altro premio che daremo noi nella giornata di domani, che è il premio ITV Chineo, a Andrea Scrosati, CEO di Fremantle, uno dei leader italiani nel mondo per quanto riguarda proprio la visione, la creatività e la managerialità nel mondo dell'audiovisivo. Mi fermo qui. Sì, però volevo aggiungere una cosa, che tutto questo è nato quando ci siamo incontrate a Los Angeles per l'Oscar alla carriera Lina Wertmüller. È stata una settimana favolosa che è organizzata anche con il Centro Sperimentale di Cinematografia, allora il direttore Marcello Foti, adesso abbiamo il nuovo direttore che è la dottoressa Cipriani, e quindi anche Paolo Rossi, che era un po' l'anima di tutta l'organizzazione, ed è stata una settimana bellissima di eventi, anche proprio di iniziative del mondo del lavoro, non solo
glamour, ecco. Perché crediamo sempre più che l'individualità sia importante, ma fare gruppo, fare collettività nel mondo della televisione, del film, dell'audiovisivo sia importante, perché il mercato effettivamente è sempre più competitivo, quindi anche premi, anche realtà come le nostre devono per forza collaborare per poter andare avanti in maniera sinergica. Il premio non è solo quello che si vede, c'è tanto lavoro dietro, veramente tanto, che uno non può immaginare, proprio di lavoro sulla promozione anche dei prodotti, sulle selezioni, eccetera. Non è così come dare una statuetta, eccetera, è un grosso lavoro, vero? È un grosso lavoro, assolutamente sì. Lascio lo spazio ai tuoi ospiti. Bene, allora, dunque, innanzitutto un ringraziamento, poi riprendiamo il discorso a Maddalena Ghenea, che è la nostra madrina, bellissima madrina, bravissima, che reduce anche da un set fantastico, quello di House of Gucci, dove ha interpretato un cameo bellissimo della Sofia Loren, chi meglio? Quindi poi abbiamo il nostro ospite molto gradito, il dottor Pelino, che è presidente di Medicina Solidale, poi ne parleremo, Irene Casagrande e Michele Ragno. Abbiamo David Warren, che è un regista diciamo straordinario, dire poco, ha dei successi al suo attivo come Desperate Housewives, Grace and Frankie e poi tanti altri che se no devo accorciare perché qui dobbiamo un po' correre, siamo in ritardo. E quindi grazie anche a loro, a tutti quelli che sono qui, e vorrei intanto cedere la parola a diciamo un ente rappresentato qui da Mario Mazzetti, ma però insomma rappresenta tutti, Gialdini, Lorini, eccetera, col quale abbiamo iniziato la nostra avventura nel mondo del cinema, che è il mondo dell'esercizio. Grazie Rosetta, grazie alla Regione Veneto. Sì, noi come ANEC, Mario Lorini si scusa, ma qui purtroppo a Venezia bisognerebbe avere il dono dell'ubiquità. Io ringrazio voi perché siamo insieme, lo dicevamo prima, io ho perso il conto francamente, quindi vuol dire che questa partnership la viviamo con... Da 19 anni. Da 19 anni già con l'ANEC? Quindi dal giorno 1, perfetto. Come presidente c'era il direttore della sala di Sanremo, che era Walter Vacchino, perfetto, esatto. Giusto. Vedi che grazie. Quindi sono 20 anni. E tra l'altro, come si dice, nella buona e nella cattiva sorte, perché insomma siete stati al nostro fianco e siamo stati al vostro fianco anche quando, come dire, la situazione che ora va migliorando, ma insomma lo scorso anno non era proprio delle più floride, soprattutto come prospettive. Quest'anno come va? Stiamo riprendendo, abbiamo comunque collaborato anche quando le prospettive erano ancora incerte. Le cose vanno meglio anche come industria e ringrazio di nuovo il premio Chineo perché insomma ha dato anche, come dire, un ulteriore canale di comunicazione degli spot e delle iniziative che come industria, quindi come ANEC ma come ANICA, e anche quest'ultimo spot che è appena stato lanciato in tutti i social e anche da ieri nelle sale e soprattutto in televisione, in tutti i media, grazie al Ministero della Cultura perché ha fortemente creduto in questo progetto, quest'ultimo, non so se lo avete già visto, 20 talenti di primissima fama del cinema italiano, fama internazionale, da Placido a Tornatore a Servillo, insomma, hanno prestato il proprio volto e il proprio tempo per 3 giorni per girare questo spot in un cinema, per testimoniare che ci siamo, che siamo tornati e che il cinema su grande schermo è unico, è un'esperienza unica da vivere tutti insieme, quindi nonostante i distanziamenti, nonostante tutto, il messaggio che il Ministro ha voluto fortemente, come dire, imprimere in questo momento di svolta è abbastanza chiaro, quindi è bello essere qui di nuovo tutti insieme con una prospettiva di rilancio e di ripartenza e speriamo che insomma, come dire, la strada sia solo in discesa nei prossimi mesi, quindi grazie. E poi devo farvi i complimenti perché è molto bello in effetti lo spot. Io devo dire che sì, ci sono sempre le voci contrarie, ma quelle insomma esistono ed è un piacere ed è anche una fortuna perché non si può essere tutti d'accordo, però devo essere sincero, lo spot è stato già visto anche a livello internazionale dagli amici dell'UNIC, l'Unione Internazionale di Cinema. Io sto trovando parole di grande entusiasmo, di gioia, addirittura ci hanno già chiesto di presentarlo alla convention che sarà in streaming dell'associazione inglese del cinema il prossimo mese di ottobre, quindi sono segnali che arrivano anche dall'estero che insomma abbiamo forse toccato una corda emotiva molto importante, perché io testimonio anche quello che alcuni nostri associati, esercenti di tutta Italia,
Italia ci hanno comunicato al momento della riapertura sin dal 26 aprile, applausi in sala, regali da parte del pubblico che veniva con torte, con addirittura una cinta, non so perché, insomma hanno regalato anche all'esercente proprio per testimoniare questa gratitudine di poter tornare a condividere il piacere del grande schermo. Bene, allora ci diciamo tutti in bocca al lupo. Ci siamo, in bocca al lupo, e ce la faremo un'altra volta. Beh, certo, come no, anche perché ormai nel mondo ci sta tutto, si è talmente allargato, no, tutto il canale dell'audiovisivo. No, ma infatti devo dire che anche in questi mesi, ormai 18 mesi che sono passati tra alti e bassi, aperture e chiusure, devo dire che sì, eravamo un unico mercato, nel senso ci si passava informazioni, c'era solidarietà, chi andava meglio, chi andava peggio, insomma, però alla fine con un unico obiettivo, quello di tornare in sala con un segnale di normalità quanto più, come dire, possibile, compatibilmente con le specifiche, con le linee guida, quello che è, però comunque insomma ecco, il segnale che stiamo dando è proprio che è possibile una normalità quanto più vicino man mano che andiamo. L'obiettivo è magari entro fine settembre, ottobre, allentare le misure di distanziamento, il Ministero so che chiaramente è molto sensibile anche a questo tema, fin dove possibile, però ecco, mascherine, tutto, però comunque insomma il prodotto deve esserci, e da quello che vediamo a Venezia, questa mostra che ha una selezione straordinaria, l'abbiamo visto anche ieri con un film importantissimo come Dune, insomma ci crediamo, dai, ci dobbiamo credere. Speriamo di essere sempre più vaccinati, così potremo stare anche meno distanziati. Io devo dire, da ieri nel mio percorso da Roma a Venezia mi hanno chiesto 4 volte il Green Pass e mi ha fatto veramente piacere, perché vuol dire, cioè una richiesta, uno esibisce il Green Pass, è un segnale di normalità anche questo. Ma perché quando io vado al cinema, ad esempio, no? Ma come me tanti, perché ho un gruppo di persone proprio cinefile, però quando guardiamo un film e vediamo qualcosa, ci diamo un'occhiata uno di fianco all'altro, no? C'è proprio una comunicazione silenziosa. Sì, quindi... Tra l'altro cioè, non ce lo dobbiamo dire tra di noi, perché come comunità del cinema ne siamo tutti convinti. Il cinema come forma di intrattenimento, come locale aperto al pubblico, francamente lo vedo di una sicurezza, a parte che non esiste un dato di contagio, vabbè, ma questo ce lo siamo detto nei mesi scorsi, ma soprattutto perché guardiamo tutti nella stessa direzione con la mascherina, e tutto sommato mi pare che insomma possiamo spezzare una lancia a favore della sicurezza e della tranquillità nel goderci un bel film in una sala pubblica. Grazie Mario. Grazie a te Rosetta, grazie a voi, forse mi sono un po' dilungato. No, beh, è stata io che ti ho proprio chiesto di allungarti. Allora, possiamo passare la parola all'Avvocato Lo Foco, col quale è cominciato questa avventura del premio Chineo. Qui abbiamo gli storici e poi passiamo. Grazie. Se entri si fa per dire. Sì. No, io sono qua in quanto testimone di questi 19 anni del premio Chineo, che è stato concepito, diciamo, forse anche a studio da me, non mi ricordo più, ma qualcosa del genere, e quindi la signora Sannelli è riuscita man mano a tenerlo in piedi nonostante le avversità, ed è diventato poi un premio ufficiale del pubblico, in realtà del Festival di Venezia, quindi ha una sua ragion d'essere. A maggior ragione quest'anno, perché in realtà è il primo premio del pubblico dopo la pandemia, e si è trovato di fronte a un panorama che prima non c'era, perché ovviamente i film dell'anno scorso e i film di quest'anno si sono sommati, quindi anche chi di voi è stato alle giornate professionali ha visto la valanga di prodotto che si presentava al pubblico, perché molti film non erano stati presentati, non erano usciti al cinema. Addirittura Rai Cinema ha presentato 41 prodotti, per cui addirittura è impensabile poterli distribuire tutti nello stesso modo. Che cosa succederà del cinema ancora non lo sappiamo esattamente, diciamo che sappiamo che è ricominciato, come diceva lui, ci sono tutte le caratteristiche perché il cinema possa riprendere in sicurezza. E si combatte contro che cosa? Contro non tanto il problema della pandemia, quanto il problema che nel frattempo l'abitudine, diciamo, di questo anno di transizione ha portato la gente ad attrezzarsi in casa e quindi anche ad avere un'abitudine a guardare i film, a goderseli in una maniera diversa, per cui questo è un problema che sussiste tuttora, voglio dire, non è che lo possiamo superare. Possiamo
collaborare affinché, e questo il premio Chineo non è una manifestazione, possiamo collaborare affinché questa abitudine non diventi un'abitudine totalizzante, non diventi la morte del cinema, ma diventi una modalità di godimento di un prodotto che certamente dovrà avere delle caratteristiche tali per cui sia quasi indispensabile andarlo a vedere al cinema piuttosto che in televisione, e ci dovremo abituare al fatto che molti film invece di normali caratteristiche possono essere visti anche sul divano di casa. Quindi il cinema riprenderà probabilmente con un po' di calma, qualche effetto lo vediamo già dai primi cinetelli di questo primo mese di programmazione, qualche speranza è stata sconfitta, qualche risultato eccezionale si è ottenuto, e il premio Chineo si mette in questa scia e premiando molti film e premiando anche, questo lo dico perché è una delle caratteristiche del premio Chineo, premiando anche un po' al di fuori del coro, cioè anche prodotti che sono piaciuti e che non hanno goduto, voglio dire, di appoggi particolari, ne fanno una manifestazione a suo modo unica, e quindi bene, sono contento che ci si stia avviando al 20° anno, anche se questo purtroppo coincide col fatto che abbiamo 20 anni di più, e quindi questo, devo dire, per me questa è una grande sofferenza, lo dico veramente. Grazie a tutti. Allora vestivamo alla marinara, adesso non più, tu però ci riprovi sempre. Allora, volevo dire una cosa, in effetti noi abbiamo molta attenzione per i giovani, questo è da sempre, da tanti anni, perché col centro sperimentale cerchiamo, e anche con agenti che curano molto i ragazzi giovani, la loro carriera, facciamo questo premio che è proprio dedicato a loro e giovani rivelazioni, quindi per noi è importante, come sono importanti le opere prime, come sono importanti anche i film, non di grandi, cioè noi cerchiamo un po' abbiamo avuto un comitato di selezione molto importante, il sindacato critici cinematografici, la signora Caterina D'Amico, che è la storica dell'arte ormai, per antonomasia, no? Nel mondo del cinema, e quindi abbiamo fatto una selezione cercando di prendere un po' il meglio da tutto. Ecco, questo mi rende molto orgogliosa, perché non è una roba fatta così, per cui una volta uno mi ha detto, una persona, non un agente italiano, mi ha detto: beh vabbè, questa non può venire, viene un altro talent. No, grazie, no, un altro talent no, perché non è stato votato e selezionato. Non ci dispiace, ma voglio dire, questa è la nostra linea da sempre. Quindi cerchiamo anche di promuovere il cinema che verrà. Ecco. Poi la cosa ancora che volevo dire è che ovviamente il panorama dell'audiovisivo, infatti la direzione cinema si chiama Direzione Nazionale Cinema Audiovisivo, si è allargato, quindi ovviamente ci interessiamo anche del resto dell'audiovisivo, quindi dei prodotti seriali che comunque italiani e non contribuiscono molto allo sviluppo e a far lavorare anche gli attori giovani, perché per fortuna ci sono anche i prodotti audiovisivi, se no, se fosse solo limitato al cinema magari non sempre ci sarebbe una carriera abbastanza veloce, o comunque. Quindi cerchiamo un po' di avere un occhio a 360 gradi. Allora, innanzitutto adesso passo la parola a un altro amico che è più recente, però è molto affezionato, ed è il critico francese, franco-italiano possiamo dire, no? È Jean Gilly, che si occupa in Francia molto di cinema italiano, è stato direttore del Festival di Annecy, e mi risulta che sei anche professore emerito della Sorbona, è così? Bene, un bel applauso anche per il nostro amico Jean. No, mi fa molto piacere di intervenire, perché sono molto legato sia al cinema italiano ma anche alla mostra. Per un certo periodo ci veniva ogni anno, poi sono saltati un po' di anni e per fortuna col premio Chineo dell'anno scorso torno a Venezia
a vedere un po' sul posto, a guardare un po' questo cinema italiano che segue molto da vicino, e diciamo tutto il cinema italiano, la grande storia del cinema italiano attraverso i lavori che ho fatto, soprattutto sul cinema italiano del periodo fascista. Di recente ho scritto un libro su Mario Soldati, che verrà pubblicato fra un mese, in Francia, perché in Francia Soldati è completamente sconosciuto, forse un po' come scrittore, ma come regista molto poco. E devo dire che seguire oggi il cinema italiano dall'estero è abbastanza complicato. È complicato perché film ne vediamo poco. Le sale sono state chiuse in Francia come in Italia. Adesso sembrava che il mercato ripartiva, invece è un po' un periodo di stasi, è tutto fermo, con l'obbligo di avere il certificato per andare nelle sale, di essere vaccinato, aver fatto il test. Il cinema francese, che da un certo punto di vista nelle sale funzionava molto meglio del cinema italiano, perché la gente andava al cinema molto, invece in Italia forse un po' di meno. Far uscire un film in agosto in Francia non era una scommessa, andava bene. Farlo uscire in agosto in Italia è un po' più complicato, anzi molte sale sono chiuse, per di più. Questo dato della sala chiusa durante il mese di agosto in Francia non esiste. Le sale, se non ci fosse il Covid, ovvio, le sale d'estate funzionano bene, la gente va al cinema, anzi si ci va molto volentieri perché si sta bene, fa un po' più fresco. Dunque il premio Chineo per me è l'occasione di scoprire molti film che non vediamo in Francia. In Francia purtroppo, e torna adesso di nuovo questo, e lì c'è forse uno sforzo di promozione da fare, l'idea che il cinema italiano non esiste più. Oggi sento di nuovo questa, forse negli ultimi anni le cose erano un po' migliorate, molti film erano arrivati, gli ambasciatori del cinema italiano c'erano, ad esempio Bellocchio anche quest'anno celebrato a Cannes, premio speciale, Palme d'Oro alla carriera. Finalmente, povero Bellocchio che è andato più volte a Cannes, non ha mai preso un premio. Per gli attori, ma per lui mai, né sceneggiatura né premio speciale, ovviamente niente Palme d'Oro. Finalmente gli hanno dato la carriera, anche forse per recuperare un po' questa dimenticanza. Dunque i film non arrivano molto difficilmente, con l'idea che non si pensa che non arrivano perché forse il mercato non funziona bene, si pensa che non arrivano perché non ci sono, non ci sono più film da vedere, e devo dire che purtroppo con un film di Sorrentino non andrà nelle sale. È un po' un peccato, perché Sorrentino ormai oggi è l'unico nome italiano famoso in Francia, forse attraverso le serie televisive, ottime serie fra l'altro, ma il film in sala è importante anche, dunque una situazione un po' difficile, e da questo punto di vista credo che i premi sono fondamentali. Per dare un colpo di proiettore su delle persone, su dei registi, su degli attori, su dei film, su dei sceneggiatori. Non bisogna mai dimenticare che il cinema è un insieme di collaborazione, non c'è il regista, c'è l'attore, ma poi ci sono tutti gli altri, e soprattutto gli sceneggiatori. Dunque facciamo lo sforzo di mantenere questo e di non mirare soltanto al mercato americano, che è certamente fondamentale, ma il mercato europeo anche, e su questo c'è un po' uno sforzo da fare. Grazie. Ecco, io direi che ha lanciato una sfida a tutto il nostro mondo, cioè dobbiamo capire perché non arriviamo in Francia, che è a 10 passi dal nostro, cioè è il nostro confine. E poi c'è una cultura comune, c'è, voglio dire, una tradizione comune,
a volte è più facile andare a Parigi che non andare giù in Calabria, no? Perché è più diretto, c'è il volo, andare giù magari bisogna fare tutto un tragitto più complicato, per cui non si capisce perché non dobbiamo arrivare, perché i film ci sono, i nostri film ci sono. Allora, altra cosa che volevo dire è che Chineo comunque, oltre a cinema giovani eccetera, ha da qualche anno cominciato a lavorare anche sul cinema internazionale, perché comunque è importante che rappresenti tutto il cinema, quindi quest'anno avremo, dopo leggeremo i vincitori, i premiati, non mi piace chiamare vincitori, premiati, perché non si vince, no, il Superenalotto, quindi si lavora e si viene premiati per il lavoro. E quindi ci sono anche dei film bellissimi, perché Mank, ad esempio, che è stato quello più votato come film in piattaforma, Nomadland, poi ci sono tanti attori, Gary Oldman che è con noi in video perché purtroppo causa pandemia abbiamo saputo all'ultimo momento che si poteva venire in Italia per 5 giorni senza fare la quarantena. Questo è una cosa che si doveva sapere prima, perché queste persone non possono venire qui 3 giorni a prendere un premio e poi dopo devono farne 5 di quarantena, quindi comunque improvvisamente si è saputo che si poteva evitare. Comunque ormai però è qui con noi in video e sarebbe venuto, quindi Gary Oldman ci siamo scritti e sentiti per un mese e devo dire che era veramente orgoglioso di prendere questo premio a Venezia, perché Venezia attira sempre molto. Poi ci sarà la grandissima Olivia Williams che ha recitato con Anthony Hopkins in The Father, poi abbiamo anche non protagonista Sophie Couraud, Clotilde Couraud, che ha recitato con nel Cattivo poeta con Castellitto, quindi abbiamo i premi anche all'arte e abbiamo dei personaggi dell'arte molto importanti, quindi siamo nella Biennale, la Biennale così è anche arte, quindi abbiamo fatto un panorama, però non pensiamo che sono tanti, sono pochi scelti bene. E adesso vorrei dare un attimo la parola a una persona che lavora con me già da 2 o 3 anni e col quale collaboriamo anche a un festival delle Nazioni Unite che è il SGDS Film Festival, è il festival dell'ONU sulle prospettive, insomma, sugli obiettivi dell'Agenda 2030. Carlo Gentili. Grazie. Grazie Rosetta. Anche quest'anno abbiamo mantenuto non solo questa collaborazione, ma abbiamo rilanciato rispetto al convegno che c'era stato l'anno scorso, che si occupava appunto di come il sistema dell'audiovisivo potesse contribuire, potesse anche cambiare la situazione dei cambiamenti climatici, che non è un gioco di parole, e di tutto quello che ruota intorno a questo purtroppo disastro annunciato e dentro il quale ci siamo tutti quanti. È un sistema che ancora oggi credo possa essere fermato con l'ausilio e con la promozione, soprattutto dal punto di vista dei testimonial, che sono importantissimi per cercare di far cambiare idea non soltanto ai governi o alla politica, ma anche a noi stessi, cioè ai cittadini che dovrebbero poi intervenire su quello che sono il contributo concreto a fermare il cambiamento climatico. Però questo è un oggetto diverso. Io mi fermerei invece a parlarvi brevemente di quello che è il seminario, l'abbiamo chiamato così, di quest'anno, dal titolo Challenging the Digital Deluge. Ne parlavamo prima, cioè la digitalizzazione che, se da un lato ha offerto, continua ad offrire grandi possibilità a tutto il mondo, ma parlavate di Green Pass, parliamo appunto di Netflix, parliamo di tutto, cioè senza il digitale noi oggi non entreremmo neanche qui in sala, perché è evidente come la digitalizzazione della nostra vita, che prosegue a ritmo assolutamente forsennato, ci sta portando ad avere tanti vantaggi, però al tempo stesso crea anche tanti problemi di gestione, appunto dal punto di vista della privacy, dal punto di vista di tanti aspetti anche della fruizione, cioè un diluvio di immagini, di suoni, di sistemi digitali
che bisognerebbe un po' più canalizzare e controllare. Lo facciamo, e perdonatemi se leggo perché gli ospiti sono tanti, a parte l'amico Michele Lofoco che è qui con me, ci sarà Nicola Borrelli che è il direttore della direzione generale del cinema e dell'audiovisivo del Ministero della Cultura, ci sarà Chiara Sbarigia che come sapete è la Presidente di Cinecittà, Gianluca Farinelli che è il direttore della Cineteca di Bologna, con il quale tra l'altro poi l'avete forse letto sui giornali, l'annuncio abbiamo anche cercato domani di presentarlo ancora meglio. Ci saranno le notti italiane che questo programma realizzato in collaborazione con l'ANICA all'interno del padiglione italiano dell'Expo di Dubai e che incomincia il 1° ottobre e va avanti sino a marzo 2022, ma parleremo anche di questo. E poi insieme a loro c'è anche Stefano Costantini che è il caporedattore di Repubblica Roma, che parlerà appunto della digitalizzazione nel mondo dei giornali e quindi dell'informazione di quello che era, passatemi questa battuta, la carta stampata. Ci sarà Marcello Foti che fa parte ora della Commissione di valutazione dei progetti speciali del Ministero della Cultura, Caterina D'Amico come storica del cinema ma anche come grande esperienza come preside del centro sperimentale. Ci sarà Fabrizio Ferragni che è il direttore di questo nuovo canale della RAI, che è il canale inglese. La RAI a breve metterà in circuito sui satelliti e anche sul digitale terrestre questo nuovo canale inglese che non è RAI Italia, perché RAI Italia è il canale destinato agli italiani all'estero. Invece il RAI canale inglese è il canale che presenta l'Italia invece all'estero, cioè nel senso agli inglesi come agli spagnoli, ai russi come ai thailandesi, e quindi darà un'immagine, le informazioni, presenterà l'Italia tutto quanto appunto in lingua inglese al resto del mondo, un po' sulla falsariga di BBC World. Avremo poi Giorgio Gossetti, Venice Days, che ci parlerà, che è il delegato generale delle giornate degli autori, credo che non abbia bisogno di altre presentazioni, con il quale affronteremo appunto il discorso della digitalizzazione all'interno del mondo del cinema e soprattutto dei festival cinematografici. Vorrei ricordare a tutti quanti noi che per esempio lo scorso anno il mercato di Cannes si è tenuto in forma virtuale e quindi con i collegamenti, l'EFM, l'European Film Market di Berlino, è successa la stessa cosa. Non sappiamo appunto quando si ritornerà ad una normalizzazione di quella che è la fruizione non solo dei prodotti cinetelevisivi o dell'audiovisivo in generale, ma anche dal punto di vista del mercato, perché è vero, come diceva Michele Lofoco, che ci sono tantissimi prodotti. Io mi pongo una domanda, perdonatemi, insomma, questa è la mia 42esima mostra del cinema, quello che mi chiedo è, bene, 41 film del cinema, 50 le altre, dove usciranno? Già non uscivano in tempi normali, non so oggi dove usciranno, quindi stiamo già andando direttamente a fare un discorso che è quello che ha fatto Netflix, che è presente qui con tanti prodotti, per cui i film magari staranno una settimana in sala se va bene, dopodiché ci rivedremo sempre di più sulle piattaforme, e quindi a maggior ragione questo seminario, questo convegno, seppur nella sua brevità, cercherà di capire quali possono essere i futuri sviluppi e soprattutto la gestione di tutta questa mole. Io ricordo che so se avete mai sentito parlare di un certo 007, insomma, credo che qualcuno di voi lo conosca. Bene, No Time to Die è ancora fermo e non è uscito, non lo faranno uscire ancora, perché sino a quando non ci sarà la possibilità per i produttori di andare nelle sale e quindi di avere il riscontro, si spera, dal punto di vista del box office e quindi del botteghino, di quello che erano gli incassi che avevano fatto i precedenti 007, non hanno dato né a Netflix né a Amazon Prime, a nessuno, perché loro aspettano e sperano soprattutto che questo fatto di ritornare in sala riconsenta a tutti quanti. La vedo un po' complicata, per cui così come tanti altri prodotti, è chiaro che l'industria non si può fermare, non si è fermata in Italia, non si è fermata in Europa, non si è fermata negli Stati Uniti, però la domanda che ci porremo domani mattina è: dal punto di vista produttivo va bene, ma dal punto di vista della fruizione, dal punto di vista poi anche della distribuzione, che cosa succede? Perché è bello fare library e far passare i film sui canali tematici che hanno bisogno 24 ore al giorno di coprire la loro programmazione,
però significa anche, come dire, investire su film che avranno poi un riscontro sempre minore. La faccio brevissima perché vedo Rosetta che figurati, un argomento molto interessante. Volevo annunciare questa cosa e poi finisco con chi altro c'è. In collegamento da Roma c'è Gaetano Blandini, presidente della SIAE, Riccardo Costantini, Cinema Zero di Pordenone, che ci parlerà appunto dell'esperienza di Cinema Zero di Pordenone su questo, e poi per ultimo, ho lasciato per ultimo la guest star che è Florian Doc Caps, che è praticamente il fondatore della Supersense. Per quei pochi o tanti che non lo conoscono, è il signore che ha praticamente rilevato e rilanciato la Polaroid quando la Polaroid aveva smesso di lavorare sull'analogico. E quindi Florian Caps per la prima volta accetta di essere presente e di parlare di quello che sta facendo, non l'ha mai fatto, arriva domani mattina, riparte lunedì mattina per gli Stati Uniti. È il signore che non soltanto ha rilanciato la Polaroid, l'ha comprata, e quindi quello che oggi vedete anche su Amazon, si vende di nuovo la Polaroid, le istantanee con le vecchie pellicole che si imprimevano, ma anche rivitalizzato tutto il mondo dei vinili, quindi la ristampa dei dischi sul vinile, la ristampa con i vecchi sistemi, come dire, che non è qui retrocultura, però è una sorta di recupero di quella manualità, di quell'artigianità che oggi le stampanti 3D non ci potranno dare, e che non ci potranno dare tutti gli AutoCAD, i sistemi digitali, che possono aiutare, però ci danno anche la possibilità, con questo lavoro che sta facendo Supersense e quindi Florian Caps, di capire quali sono anche le nostre possibilità e di rendere meno, questa è una frase sua, di rendere meno pigro il nostro cervello, per cui tutte le volte che siamo attaccati su sti cellulari o su qualsiasi cosa, forse magari se pensassimo anche senza guardare i cellulari sarebbe anche meglio. Ma questo lo sentirete domani mattina se volete partecipare. Io vi ringrazio, mi fermo qui. Grazie. Ecco, quindi questo per dire che il premio non è solo la cosa, no? C'è tutto questo mondo dietro. Perdona, posso dire? Sì. Volevo fare un'interazione, ci metto la faccia senza mascherina. Il problema dov'è? Ha detto una cosa giustissima Rosetta su questo, il fatto di dare, e lo hanno ricordato anche Michele, cioè che questo è un premio veramente vero del pubblico. Qui non c'è, come dire, l'elenco del telefono delle giurie con i grandi nomi o con le superstar che, come dire, fanno parte di giurie varie di altri premi, ce ne sono tanti, quindi fate voi. Qui invece il pubblico veramente decide, tant'è vero che Venezia quest'anno ha anche aperto al premio del pubblico, vorrei ricordare anche questa cosa. Il pubblico ha deciso la cooperazione con i critici, cioè io credo che vada anche data la voce, perché il mercato capisca anche che un certo tipo di prodotto che va verso il pubblico, qui non stiamo parlando di una formula matematica come quella di Prop per creare le fiabe che utilizzano ad Hollywood, qui stiamo parlando invece di qualcosa di diverso, cioè da parte della produzione anche di film art house o di film culturali come volete voi, però dall'altra parte c'è anche il pubblico che non è sempre così, come dire, atrofizzato o così narcotizzato dalla televisione, riesce anche a premiare film come Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, riesce a premiare i film di Chloe Zhao, riesce a premiare prodotti che oggi francamente hanno un loro mercato perché sono prodotti di alta qualità, e sempre di più rispetto a questa narcotizzazione del cinema attraverso dei prodotti assolutamente banali. Il lavoro che ha fatto Rosetta Sandelli con il primo Chino in questi anni è servito perché lo vediamo concretamente in questa cosa e non con la parata di stelle all'interno di queste giurie fantasmagoriche. Grazie, volevo dirlo. Io non posso aggiungere niente perché non saprei dirlo con parole migliori e quindi grazie. E a questo punto vorrei invece ringraziare io i nostri, persone che ci hanno accompagnato in questa, 19ª edizione del Chineo. Innanzitutto la mia amica Eleonora Lastrucci, che veramente è una stilista meravigliosa, che mi segue ormai, mi aiuta nel look delle persone che poi sfileranno sul red carpet, cerca di aiutare anche me, ma io sono refrattaria e quindi fa uno sforzo enorme con me, fa uno sforzo enorme. Comunque grazie Eleonora. Poi volevo ringraziare Cotril, che è l'azienda di prodotti per capelli, acconciature professionali,
che curerà tutte le acconciature dei nostri premiati. Poi il consorzio di tutela Prosecco DOC, che diciamo è il nostro vino della nostra terra, di zone DOC, Conegliano, e anche di Valdobbiadene. Hanno fatto una scommessa questi signori, cioè di darsi un regolamento per produrre dei prodotti di qualità, e poi tutti questi produttori si sono raggruppati nel consorzio e oggi il Prosecco, direi che non si può neanche cominciare a mangiare senza Prosecco, una cena comincia sempre in Italia col Prosecco, e quindi grazie a loro. Poi abbiamo un'altra, diciamo, abbiamo un'iniziativa in questo caso, ma la lascio per ultima perché parleranno le persone in proposito. Poi ovviamente devo ringraziare la Veneto Film Commission, la Regione Veneto, la Biennale, perché ormai ci accoglie da 20 anni, quindi l'ANEC, il sindacato critici, che in questo caso non c'è Montini perché verrà domani e fa parte il dottor Gentile del sindacato, quindi lo ringrazierà lui il Presidente. E poi ringrazio il Centro Sperimentale di Cinematografia e anche Cinecittà, che ci ospiterà domani sera per la premiazione. Ora vorrei dare un attimo la parola ai nostri premiati che sono qua. Cominciamo da David, che è americano ma parla un italiano migliore del mio, quindi... No, ma vuoi che io dico qualcosa? No, dici un attimo di te, il tuo lavoro lo sanno perché sei talmente... No, io dico solo che sono... Posso dire io una cosa? Vai. Noi hanno levato molti ragazzi del centro sperimentale. Sì, no, ci tengo molto al futuro della televisione italiana, perché ormai è da 14 anni che faccio... Mi alzo? Meglio? No, ci vuole un regista. No, ho questo rapporto ormai profondo con il centro sperimentale e con gli allievi, ex allievi, colleghi, cioè capisco perfettamente che c'è la bravura qua per fare la televisione come si fa ovunque. Adesso fanno la televisione qui in Italia, perché almeno al centro i ragazzi sono cresciuti con le piattaforme internazionali, cioè un premio per allievi, ex allievi di un'altra scuola, ma allievi di una scuola, per me mi fa commuovere questa cosa, perché io ci credo in questa cosa. Comunque, congratulazioni e grazie di avermi invitato. La prima volta a Venezia per me, per un cinefilo tipo super appassionato del cinema italiano, e mi manda fuori la testa questa esperienza. Grazie mille. Visto che sei praticamente della famiglia del centro sperimentale, devi tornare l'anno prossimo per i 20 anni. Assolutamente. Ecco, l'anniversary, ok? Che affare fatto. Ok, allora Michele, vuoi dire qualcosa? Tu vieni. Grazie mille. Mi lego all'ultima cosa che è stata detta da David. Anche per me è la prima volta a Venezia, ed essere qui in questo contesto meraviglioso è bello, semplicemente. Fino a poco più di un anno fa non avrei mai pensato di essere qui, e penso che questo premio, il premio appunto come lo stiamo chiamando, questa premiazione, è un atto di fiducia, e la fiducia è un atto di coraggio. Ci vuole fiducia, ci vuole coraggio a dar fiducia, ma anche a riceverla in qualche modo, quindi mi sento onorato per questo, e spero che questa fiducia venga ripagata, quindi grazie. E speriamo di averti altre volte qui, certo. Quindi, perché la fiducia è una sfida anche, no? Certo. Ecco, certo. Quindi questa è la prima di tante volte. Grazie. Irene, poi... Grazie a tutti, io sono altrettanto emozionata e mi divido tra l'emozione per essere al festival e quella di essere tornata a casa, perché io sono di Vittorio Veneto, quindi quasi zona Prosecco Conegliano. Esatto. Non potevamo non premiare. Quindi scherzando, naturalmente. Ho studiato a Venezia e mi sento veramente doppiamente a casa,
al netto poi di questa invece grandissima emozione che si aggiunge, che è quella di essere nel posto dove in qualche modo si sente che al di là di tutte anche le difficoltà e le fatiche di un lavoro che comunque troppe volte forse ci si dimentica che è una professione, è un lavoro e non è solo il glamour e quello che si vede, ma insomma siamo persone che cercano di, in quanto giovani, visto che parliamo di un premio che ha questa particolare sensibilità, oltre a tutte queste fatiche, qui è anche un po' il posto dove sentire che appunto è un mondo fatto di connessioni, di sinergie, di collaborazioni e della compartecipazione di tantissime persone che lavorano insieme. Quindi è un'emozione. Grazie Irene, anche a te, tanto in bocca al lupo e speriamo di averti di nuovo per altri premi. Allora, adesso vorrei dare la parola, che non è l'ultimo perché poi devo leggervi un attimo i premiati, al dottor Paolo Pelino, che è presidente di Medicina Solidale. È una iniziativa che abbiamo preso con loro perché ci sembra giusto anche ricordare le persone che si attivano per sostenere gli altri, ecco, soprattutto quelli che hanno bisogno e che sono meno fortunati di noi, perché noi siamo molto fortunati, diciamo la verità. Abbiamo visto anche ultimamente dalla televisione delle immagini per cui noi dobbiamo veramente ritenerci delle persone molto fortunate e credo ringraziare il cielo e mettercela tutta per dimostrare che siamo fortunati. Grazie a tutti, grazie a Rosetta per l'invito. Cinema è un mondo bellissimo, ma io qui vi voglio parlare di qualcos'altro, dell'Istituto Medicina Solidale, che è un'associazione che a Roma opera da quasi 18 anni, quindi ha quasi la stessa età del premio Chineo, fondata dall'iniziativa della dottoressa Ercoli e che da 18 anni lavora per aiutare nelle periferie romane le famiglie meno agiate, più bisognose, con maggiori difficoltà. Nel corso di questi 18 anni abbiamo avuto modo di vedere che c'è anche un altro profilo critico che è rappresentato dai bambini, che sono un bene universale che interessa a tutti sicuramente come argomento, perché in questi anni ci sono state madri che sono venute a chiedere pacchi viveri, a chiedere visite per i bambini perché non avevano accesso in ospedale, e con l'Istituto Medicina Solidale si è provveduto a questo. Adesso, sulla base di questa esperienza, proprio un mese fa è stata fondata un'altra associazione chiamata Fonte di Ismaele, che ha come scopo preciso quello di cercare di dare ai bambini una voce che fino adesso non hanno. Un esempio particolare può essere quello che in caso di separazione tra coniugi il destino del bambino è affidato alla decisione di un giudice, è affidato alla decisione di uno psicologo, e il bambino, seppur minore, seppur di poca età, non può decidere del suo futuro. Alcuni vengono assegnati all'uno, all'altro coniuge, oppure in cogenitorialità quando questi presupposti di fatto non ci sono, e la battaglia che adesso con l'associazione vogliamo portare è quella di sensibilizzare a tutti i livelli la personalità e l'autonomia decisionale di un bambino, perché così come può essere condannato per violenza sessuale dopo i 14 anni, lui però non può decidere del suo futuro all'interno di una famiglia. Quindi grazie per questa vetrina, se ci volete dare un aiuto con i finanziamenti, con contributi, trovate tutto sui nostri siti che sono stati già diffusi. Ringrazio ancora per la partecipazione e per questo spettacolo unico che è il Festival di Venezia. Grazie. Allora chiamiamo Maddalena insieme a lei, così. Bene. Anche lei dice... Vuoi dire qualcosa anche tu, perché sei molto vicina anche tu ai bambini, no? Tu come mamma penso che questa cosa tocchi questo argomento. Sono mamma, sì, sono molto felice di essere mamma, sono molto felice e molto onorata di essere qui con voi, tornata qui dopo 7 anni, perché ero qui anche nel 2014 sempre per il premio Chineo, un premio così importante perché è un premio del pubblico,
Perché è così importante per me? Io l'ho sempre detto, non avessi avuto la possibilità di far parte di questi eventi bellissimi da sogno, sicuramente ero lì in fila fuori a vedere i film, a vedere gli attori, perché il mondo del cinema per me è veramente è il sogno. Faccio un lavoro che ho sempre sognato, che ho sempre desiderato, e mi sento molto molto fortunata. Per quanto riguarda invece la parte più importante della mia vita in realtà, perché io prima di avere mia figlia ho fatto tantissimo volontariato e sono stata molto vicina al mondo della solidarietà, così come siete voi, soprattutto una tematica così importante per me, la tematica infantile. Quello che fate è bellissimo, penso che è importante che c'è questa voce durante un festival così importante, e mi dedicherò anch'io a dare una mano così come posso. Il mondo del digital, dicevamo prima, da una parte positivo, dall'altra meno, purtroppo in tante situazioni, però sicuramente è una voce che è importante, che avvicina le persone, quindi userò anch'io i miei canali social e tutto il mio supporto in quello che fate, perché veramente è molto bello. Grazie mille. Tutti ci attiveremo sui nostri canali social per sostenerli. Grazie Maddalena. Grazie. Tu sei la terza volta che vieni da noi, perché sei venuta 2 volte, sai, prima di adesso. Cioè, praticamente sono stata cresciuta dal premio Chineo. Esatto. Siete vicini ai giovani, quindi ho iniziato con voi. Per me Venezia è così importante, perché qui ho girato una scena, ecco, parlavate prima di Paolo Sorrentino, una scena con Michael Caine che mi ha portato tantissima fortuna. Il mio primo tappeto rosso l'ho fatto qui a Venezia, spero di portare anche un film. C'era quasi la possibilità quest'anno per avere un film. Per avere un film, ma andrò in America con un ruolo molto italiano, e anche per questo sono molto, molto onorata. Perché sei comunque una persona che ci tiene, che tu ci dai veramente, insisti e voglio dire, non ti lascia abbattere, mi sembra, no? Non sei una persona che si lascia abbattere, tu vai avanti e quindi arriverai per forza ad avere il film, magari in concorso a Venezia. Assolutamente, però comunque è incredibile. L'Italia a me ha dato tantissimo, e l'Italia quest'anno mi ha fatto un regalo incredibile, perché io sono una grande fan del cinema italiano e sono innamoratissima, forse la fan più folle di Sofia Loren, quindi è un esempio totale per me. Quindi adesso qui non abbiamo tempo, però in privato mi dirai com'era questa cosa del set, perché qui ormai che non si può raccontare, non si può raccontare, va bene, allora la vedremo. Ok, niente, quindi ci vediamo in queste giornate, perché abbiamo ancora tutto domani, e quindi buona Venezia. Mille. Grazie anche a voi tutti, grazie mille. Ancora che ripasso la parola a Carlo Gentile, che intanto mi aiuta a leggere tutti i vincitori, i premiati, e poi chiudiamo questa cosa. Vorrei una foto qui con i nostri... Va bene, però facciamo prima questa lettura. Sì, prima facciamo la lettura. Va bene, allora io vi leggo, facciamo come ha fatto Spike Lee a Cannes, cioè vi leggo direttamente dalla Palme d'Oro, cioè dal miglior film e la miglior regia, che è Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, miglior opera prima Governance, il prezzo del potere di Michael Zampino, migliore sceneggiatura Est di Antonio Pisu, pubblico e critica, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Il buco in testa di Antonio Capuano, il regista sarà con noi domani sera, serie TV piattaforme italiana Romulus di Matteo Rovere e Michele Alaik, serie TV piattaforma internazionale Chiami il mio agente di Fanny Herrero. Non vale, però, no, questa non vale però. Miglior film internazionale in sala Nomadland di Chloe Zhao, già vincitore del Leone d'Oro lo scorso anno qui alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Miglior film internazionale in streaming Mank di David Fincher, ITTV Chineo Andrea Scrosati, miglior attore protagonista Massimo Popolizio per Governance, il prezzo del potere, che ritorna, miglior attrice protagonista Lorenza Indovina per Cosa sarà di Francesco Bruni, miglior attrice non protagonista Clotilde Courreau per Il cattivo poeta di Gianluca Iodice. Vediamo una pagina, abbiamo quasi finito, ne mancano solo altri 40, non ci siamo. Premio Centro Sperimentale Scenografia, che darò come acronimo per i prossimi, CSC Giovani Rivelazioni Eleonora Contessi, premio CSC Giovani Rivelazioni Irene Casagrande, premio CSC Giovani Rivelazioni Antonia Fotaras, miglior attore coprotagonista Michele Ragno per The School of Mafia di Alessandro Pondi, miglior attore coprotagonista Lorenzo Zurzolo per Morrison di Federico Zampaglione, premio Chineo Arte Lirica Damiano Micheletto, premio Chineo Movie for Humanity Award a Cinzia Angelini per Mila, miglior attore protagonista internazionale a Gary Oldman, che ho già citato, Rosetta Sannelli per Mank di David Fincher, miglior attrice internazionale Olivia Williams per The Father, Nulla è come sembra di Florian Zeller, miglior regista internazionale per le serie David Warren per Grace and Frankie, premio Arte e Musica Lola Astanova, e chiudiamo con il premio Arte e Letteratura Chineo e La nave di Teseo, in collaborazione appunto con Elisabetta Sgarbi, a Catherine Truill per Le cose umane, Le choses humaines. Guest star, leggo tutto. Le choses humaines è anche un film che passa qui a Venezia 78 di Van Attal. Abbiamo finisco con guest stars Francesca Valtorta, Bianca Nappi, Margherita Tiesi, Maria Pia Calzone, Cinzia TH Torrini, Ralph Palca, che vanno sempre insieme, Andrea Pallaoro e Kate Arzimenti. Spero di non aver dimenticato nessuno. Finale da Tor di Valle perché siamo in ritardo. Io vi darei appunto appuntamento domani mattina per il convegno su al terzo piano al Venice Production Bridge a partire dalle ore 9. E finisco anche con ricordarvi che l'appuntamento invece qui di fronte all'Italian Pavilion è domani sera alle 19 per la cerimonia di premiazione. Vi lascio facendo vedere le immagini della sigla di apertura del convegno di domani. Pardon, devo correggere perché abbiamo il red carpet prima, non è l'appuntamento alle 19. Ho capito, però il red carpet non è che lo faranno tutti quanti presenti, però insomma riguarda parecchi. C'è il red carpet domani prima della cerimonia di premiazione. Ci sono altre cose? Sì. Mi sono dimenticato nulla? Bene. Grazie, io pregherei prima di far partire il filmato, vi ringrazio molto per essere venuti, ci vediamo domani mattina e domani sera. Grazie.